Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziana. Nelle scorse settimane ho parlato, o mesi, ho parlato di quelle persone che non sanno quasi mai dire grazie, no, magari per il semplice fatto che soprattutto quelle sposate che magari il padre regala anche un pezzo di pane, un paio di pantaloni, un paio di scarpe, no, ai figli chiaramente, magari alla moglie, cioè ai figli della ex moglie, oppure moglie regala a qualche cosa al padre, ai figli del padre che magari l'ex padre, i figli non telefonano per ringraziare il padre. E questo era un caso, no, delle situazioni che capitano spesso in situazioni in cui c'è un divorzio in corso o un divorzio finito male. Oggi invece parlerò quelli che non sanno mai dire di no, quelle persone che per principio o, o perché hanno l'ego da tenere in alto sulla piramide, o per il semplice fatto che, pensano che bisogna sempre porgere l'altra guancia e di conseguenza, dicono sempre sì. Però prima di iniziare, il vostro maretto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Guardian, al canale YouTube del vostro maretto veneziano, di venirci a trovare i nostri gruppi social su Facebook, dove il Marietto Veneziano mette spesso dei circuiti radionici quadranti radiostesici gratuiti da scaricare e stampare, e in più anche nel sito capitano.altrevisto.org, dove ci sono più di 10, ripeto, 10 ebook gratuiti con dentro tantissimi circuiti, ne hanno già scaricati più di 150.000, i link sono sotto qui in descrizione, e il Marietto Veneziano ha già donato più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. In più nel sito capitano.altavista.org c'è una zona e-shop dove si possono acquistare dei servizi di Legare Marietto Veneziano. Bene, iniziamo a parlare di queste persone che non riescono, o ai figli non riescono mai a dir di no. E il problema dov'è? È che per poter sempre dire di sì, no, in questo mondo materialista, una volta magari non si poteva dirgli sempre di sì, perché magari si era nei campi a zappare per 12, 13 ore. Oggigiorno abbiamo un po' invertito le cose, i figli sembra quasi che, devono essere sostenuti sempre, con le mani, no, nel senso che sono invertebrati, e quindi succede una cosa, succede che il genitore che dice sempre di sì, si consuma e il figlio non impara a far le cose. Il genitore si mette nei guai per poter sempre dire di sì e non dire mai no, e il figlio non impara a fare. Questa è una cosa gravissima, perché si creano direttamente dei parassiti e dei genitori che magari accettano dei lavori, oppure vanno a fare delle cose anche illegali, per poter permettere ai figli di non ricevere un no. Spesso vedo queste situazioni veramente tristi e si vede già il finale come andrà a finire. Il finale del film è già scritto. Allora tutte quelle persone o anche quelle mogli che hanno magari un fidanzato che, tira fuori tutte quelle scuse, e non sono fidanzati che sono, dei vampiri eterici, sono dei fidanzati che sono dei bimbo minchia, che prendono sempre fuori scuse per far le cose alla fidanzata o viceversa, perché questo vale anche per le donne, perché oggigiorno le donne, ma non solo oggigiorno, le donne sono sempre state una parte importantissima per l'emisfero maschile, diciamo così, per il mondo maschile, perché senza le donne il mondo sarebbe rovinato. Hanno sempre lavorato, ma ci sono situazioni in cui la donna deve vendere tutto, andare a lavorare, e il marito prende tutte quelle scuse per fare in modo che la donna si senta obbligata a dire sempre sì. Pagargli i debiti di gioco, gli errori fatti dal compagno, no, e questo è sbagliatissimo per 2 motivi. Primo, perché lui non riuscirà mai a capire cosa deve fare, perché chiaramente gli mettete tutto sul piatto pronto. E secondo, tu che stai facendo sempre quella che dice sì, non sei buona, no, cioè non sei giusta, ma al massimo potresti essere un'apparenza di buona. Il problema è che il film è già scritto giù in fondo, no,
Quando quello che tu sostieni, o quelli che sostieni, perché ci sono mamme che sono andate a fare dei lavori durissimi, a mettersi magari perché riuscivano a avere qualche soldino in più per mantenere i figli, no, i figli chiaramente non capiscono il valore di quello che sta facendo la mamma si è messa magari nei guai, no, e quindi si creano una spirale negativa che alla fine la fine del film porta solamente a dei disastri. I figli non avranno la schiena e la madre o il padre si metteranno in condizioni veramente difficili. Quindi il vostro marito cosa vi consiglia? Vi consiglia di imparare alcune volte a dire di no. Fa male, no, io alcune volte vi ho consigliato, quando i bambini hanno 5, 6 anni, ci si siede lì di fronte al tavolo, marito e moglie, e si comincia a pianificare. Qualcuno che comincia a raddrizzare la schiena ai propri figli. Uno sport duro, uno sport che alla fine della giornata, quando finiscono la scuola, via lo sport, arrivano a casa e piangono dell'acido lattico che hanno nei muscoli, ma ad agio si costruiscono un abito mentale da guerriero che lo aiuterà poi nella vita a affrontare la scuola e poi il lavoro e la vita. Perché quando la vita picchia duro e non ci saranno lì i genitori o la fidanzata o il fidanzato che ti dirà sempre di sì. Proprio in questi giorni vedo una situazione analoga quando il film sta finendo e si incomincia a pagare tutti gli errori che una persona, anche se in buona fede, diciamola così, pensava che fosse buona fede, portassero dei frutti. Adesso questa persona qui non ha istruito i figli a crescere, ha dovuto fare delle birichinate e chiaramente è bruciata. Quindi a tutte quelle persone che continuano a dir di sì, ditegli di andare a guardare il video del Marietto, perché d'ora in avanti bisogna cambiare disco, perché alla fine il film è quello, chi continua a dire di sì ai propri figli, a tirar fuori il 100 € quando i figli non riescono a far delle cose, a tenere ciao Loredana, grazie per avermi salutato, neanche me l'ha detto. Quando queste persone qui continueranno a foraggiare i figli e non si prenderanno le proprie responsabilità, il figlio non gli crescerà la schiena, no, e o il genitore o la madre, il padre, io adesso sto parlando della madre perché stavo vivendo una cosa che avevo già previsto 12 anni fa. Gli avevo spiegato: "Tu quel giorno là ricordati che non ti aiuterà nessuno, perché stai sbagliando tutto quello che si può sbagliare. In questi giorni è arrivato quel giorno là e adesso questa persona va avanti a sonniferi, alcol e sta tremando perché nessuno l'aiuterà, perché ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Ma era già stato scritto, perché son dei meccanismi che se tanto mi dà tanto. Quindi cari amici, se oggi siete sempre abituati a dir di no, ad esempio il vostro fidanzato o la vostra fidanzata, no, o gioca o ha dei vizi che si vuol mantenere, no, gli dovete dire: "D'ora in avanti ti devi arrangiare, perché se no coli picco me e tu non impari come si sta in piedi in questa vita." Dovete, in un certo senso, cominciare a dare al vostro partner, che sia il figlio, il marito, una moglie, insomma qualsiasi persona che vi continua a venire a parassitare, a dirgli: "Caro mio, tu ti devi cominciare a costruire un certo tipo di autostima, perché così sarai solamente un vampiro inleggibile." Bene cari amici, questa piccola come si dice, piccola pillola per avvisare quelli che continuano a dir di sì, che non sono né buoni né santi, ma sono solamente gente che sta creando dei parassiti e in più la fine del film sarà che loro staranno col cerino in mano e avranno un sacco di problemi. Bene cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.